Amici bellini, amici di fazzoletto e amici vesuviani anche di fascismo, però sappiate che sono contento di quello che sta succedendo sul canale. Insomma, molti mi hanno anche detto vai, apri gli abbonamenti che noi lo facciamo. Ok, però prima di insomma mostrarvi quelli che sono le cose che l'abbonamento prevede, devo fare uno shout out a Luigi, il quale, come potete vedere dai riquadri, lui mi omaggia e mi supporta in questo modo che tra l'altro per me è anche meglio. Quindi ve lo dico proprio papale, speriamo che YouTube non ci sente. Nel momento in cui voi fate l'abbonamento avete queste cose diverse eccetera eccetera, però l'una tantum nell'altro sistema per me è pure meglio perché è direttamente verso il canale, quindi non ci sono trattenute, non ci sono le famose trattenute in aria, non ci sono quelle, e quindi l'una tantum ogni tanto, quando vi capita, quando c'è un video che vi piace particolarmente, è ancora meglio, se lo chiedete a me, di queste cose qua, che però vi danno le emoji, vi danno il badge della fedeltà, insomma tutta una serie di cose, però sappiate che il supporto in quell'altra maniera comunque vi garantisce quello che sarebbero i perks dell'abbonamento. Ma al di là di questo dobbiamo parlare di questo Oshimen che pare che salti tutto, perché questo ha cambiato gli agenti. Adesso gli agenti no, ma non ti preoccupare, parliamo noi con Liverpool, ti facciamo avere un ingaggio il doppio della cosa. No, quando mai c'è il Manchester United, ancora meglio perché puntano tutto su di te, sarai titolare. Allora, quando è che il Napoli alza il telefono e dice caro ragazzo, ti sono piaciute le sfogliatelle, la cena con Gattuso, vi ha parlato la cosa? Basta, hai avuto la tua opportunità, vai dove devi andare e fai la fine di Pepe, perché noi dobbiamo anche considerare questo. Potrebbe essere anche una manna dal cielo, che se lo prendono e non ce lo fanno comprare, potrebbe essere un risparmio assoluto. E alza l'altro telefono, perché questa gente tiene due telefoni, alzi l'altro telefono e dici Cairo, 60 milioni, Belotti subito, senza proprio problemi, gliene dai 4 a lui viene felicissimo, si mette la maglia azzurra sulle spalle, bello scartellato come è lui, e corre per tutto il campo come faceva Cavani, impegna l'aria anche da solo, è uno che fa reparto da solo, ti aggredisce, fa dei gol bellissimi, è determinato, segna di testa, segna di sinistro, segna di destro, quando perde la palla la riconquista. A me non mi interessa nemmeno il gol bellissimo che ha fatto ieri, perché adesso sta in continuità e quindi segna anche i gol difficili. A me interessa il gol che fa fare all'altro, perché quello il difensore lo stoppa e nel momento in cui lo stoppa lui a terra si rialza, nonostante è così grosso. La sua determinazione è talmente alta che riesce ad alzarsi, a ritoccare il pallone rischiando di infortunarsi per darlo al compagno che poi segna a giro. Bellissimo. Allora andiamo a prendere uno di questi giocatori qua. Andiamo senza, ma che stai aspettando? Che cosa stai aspettando? Ma lui meglio di Immobile, ma molto meglio di Immobile, perché Immobile comunque il meglio della sua carriera probabilmente l'ha fatto. Avrà un anno in più dove potrà segnare con continuità, ma adesso andiamoci a prendere quello che sta per esplodere mo', che è Belotti. Oshimen lo devi aspettare. Oshimen va a finire che facciamo il secondo Lozano, che un anno sì, però dobbiamo inquadrarlo, non lo so se col gioco di Gattuso, perché comunque lo devi lanciare in profondità. Noi stiamo usando Mertens quasi come vertice alto del centrocampo, una sorta di falso 9. Non mi convince neanche tatticamente, sinceramente. Allora, se proprio l'ha scelto Gattuso, ok, vuole fare quel gioco là, ben venga. Però voglio, tecnicamente, ma vai a prendere Belotti, ma subito, viene a Napoli, ti esplode. Se arriva Belotti con Insigne, Belotti, un altro, che potrebbe essere per me anche Lozano se impara a fare un po' di fase difensiva, voglio, secondo me, un altro ci puoi mettere chi vuoi vicino a Belotti e Insigne, e là ti diverti. Ma questa è un'opinione mia che potrebbe essere sbagliata. Quindi non lo so, il Napoli secondo me dovrebbe prendere esempio dal caso Pepe, che poi, le mozzarelle, l'elicottero, le cose, e poi se n'è andato là, ma non è andata nemmeno bene. Potrebbe essere buona questa cosa qua dei nuovi procuratori. Sfruttiamo, questi sono segnali, facciamolo saltare noi, ma subito questa operazione, senza che andiamo appresso. Allora, il fatto di Pepe fu talmente veloce che per me non aveva nemmeno senso parlarne, ma il caso James io non me lo dimentico, il caso James Rodriguez
è durata talmente tanto, no è venuto, non vi preoccupate, tutto a posto, e allora si è quasi impostata la squadra su di lui, e poi tutto male, allora no, se noi vogliamo riprendere posizioni in campionato e giocarcela per il secondo posto insieme all'Inter, alla Lazio, il Milan, l'Atalanta e la Roma, dobbiamo fare in fretta, impostare subito la squadra dell'anno prossimo, capire quali sono gli obiettivi e le cose e farlo subito, senza aspettare. L'importante è che noi non perdiamo terreno nei confronti della Roma, nei confronti dell'Atalanta, che comunque questi è capace che restano là, perché l'anno prossimo avranno Malinowski e avranno Barro, che possono rimpinguare la fase d'attacco là, se Ilicic se ne va o se Gomez non ce la fa più. Sono due giocatori che hanno dimostrato già. Quindi il Napoli deve fare subito questo mercato e deve risolvere subito le situazioni che già sa. Esterno sinistro basso, perché Gulam è ovvio che non ce n'è. La punta centrale, uno che faccia il vice Politano o il titolare di Politano, se vuoi considerare Lozano come vice Insigne, e una mezzala. Non ci serve nemmeno molto, capisci? Se va via Koulibaly probabilmente puoi fare un pensiero, però comunque Manolas, Maximovic, Rahamani, te ne serve un altro. E va bene così, a destra Yusai, Di Lorenzo, Malquit se tornasse, va pure bene. Ma serve la punta, serve il terzino sinistro e serve un'altra mezzala, perché tutti questi fanfunamboli fantasisti a volte non va bene. Servono anche gente di fisico, di presenza, come Allan quando lo era. Serve uno che fa il nuovo Allan. Bene se fosse alto e grosso e anche tecnico, alla Milenkovic è quello della Fiorentina. Milinkovic Savic e Camarone. E quindi questa è la situazione. Una cosa importante, tenete d'occhio la tabella community, il tab community, che molta gente non lo clicca perché nessuno lo usa. Useremo il tab community per fare le previsioni di formazione della partita dopo. Io posterò una fotografia e voi potete scrivere la vostra probabile formazione là, così è tutto sotto in un posto e siamo sicuri che non me lo perdo, perché in tutti i commenti, ragazzi, stiamo diventando tanti. Quindi arriverà un momento in cui io non riuscirò a guardare tutti i commenti, non riuscirò a rispondere a tutti, anche quando magari la musica ricomincerà, avrò meno tempo per poter... Adesso sto rispondendo a tutti, ma dico tutti 100%, d'accordo o meno, e come vedete dai numeri i commenti sono tanti e le visite sono tante rispetto agli iscritti. Iscrivetevi al canale, io lo so che voi state guardando, a volte lo guardate anche tutto il video e non vi iscrivete perché non avete un canale oppure perché siete pigri, va bene, però a me mi farebbe piacere vedere effettivamente il numero che sale, ma non per un fatto così, è perché è bello. Ci stanno tante strascinafacenne che parlano, ma come cazzo si fa? Ma che youtuber è uno che allucca solamente come cazzo si fa? E che youtuber è uno che spacco tutto, adesso distruggo la televisione? Vabbè, ma quello è il Grande Fratello. Noi qua vogliamo parlare di tattica, vogliamo dare la nostra opinione, vogliamo confutare le opinioni sbagliate di opinionisti, dei commentatori, dei giornalisti giornalai. Questo noi vogliamo fare. A noi interessa andare nella scazzetta del prete, a noi cercare di capire e andare oltre le banalità, cercare di fare approfondimento. E la cosa bella di questo canale sono i commenti, perché io, avendo scremato all'inizio della mia avventura di YouTube quelli là che erano così e così, che dicevano solo no, quello è da serie B, avendoli scremati, adesso tutti i commenti che voi vedete sono più interessanti dei video stessi, perché c'è approfondimento, c'è cultura calcistica. Io sono troppo contento, veramente. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto. Buongiorno, buonasera o buonanotte, dipende da quando ve lo state vedendo, perché c'è sempre un problema di fuso orario. Attenzione all'Udinese, perché l'Udinese è una squadra molto coperta, 3-5-2, ripartenze veloci, Fofana un macello così, De Paul qualità per lasagna, velocità, e già sappiamo che potrebbe essere una cosa del genere, oppure una palla lunga su Okaka. Insomma, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo dare profondità, però dobbiamo vedere il dominio con il gol stavolta. Non posso vedere solamente il dominio senza essere pericoloso o senza concretizzare tutte le azioni che facciamo. Bisogna, perché il Barcellona sta arrivando, il Barcellona ha perso con l'Osasuna, è pure possibile. Non ci credo, ma sarebbe pure possibile. Il problema poi sarebbe col Bayern.
eventualmente dopo, perché a noi non ci vanno mai bene i sorteggi. Comunque sia, vi abbraccio, amici bellini che non siete altro, sapete cosa fare, non è inutile che vi dico altro.